Il voto in Umbria non avrà ricadute sulla tenuta del governo, parola del ministro pentastellato Stefano Patuanelli a Treviso per l'assemblea di Union Camere, a conclusione della 2 giorni della Convention mondiale delle Camere di Commercio. Il ministro per lo sviluppo economico è fermo su questo punto. No, assolutamente no. Il voto dell'Umbria è un voto che deve far riflettere il movimento sulle proprie dinamiche, ma non ha un'incidenza sulla compagine di governo. Credo che non si possa pensare ogni volta che c'è un'elezione regionale di mettere in discussione il governo e soprattutto dire una cosa a chi parla di democrazia rubata. Le elezioni politiche si svolgono e dovrebbero svolgersi ogni 5 anni, poi per 5 anni le forze politiche che ci riescono governano e vengono giudicate dopo 5 anni dai cittadini. Alle categorie che non ritengono sufficienti per il rilancio i provvedimenti previsti in manovra economica, Patuanelli sottolinea che sventare l'aumento dell'IVA è stato vitale, il resto è solo contorno. Riuscire a scongiurare l'aumento dell'IVA è stato veramente un elemento qualificante per la manovra. Dopodiché stiamo inserendo anche altre misure importanti, il taglio del cuneo fiscale, le misure per la famiglia, stiamo facendo una lotta all'evasione che porterà a beneficio per tutti, anche per gli imprenditori. Dal palco il presidente di Union Camere, Carlo Sangalli, cita il ministro Ungaretti. Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie, dice, riferendosi alle incertezze sulla crescita del PIL. Un quadro non idilliaco che Sangalli traccia punto per punto, ringraziando il ministro di essere presente per ascoltare le istanze del mondo produttivo. Io le chiedo dove altro dovrei essere in questo momento, se non ad ascoltare chi questo quadro lo disegna e lo conosce meglio di chiunque altro. Io devo essere qua. Ministro che garantisce il suo appoggio per condurre in porto la riforma delle Camere di Commercio, così da restituire a questi enti intermedi le risorse e la dignità che meritano. Io l'ho detto, se non ci danno questo ci incateneremo davanti alle porte della Camera di Commercio perché la riteniamo non un'ingiustizia, è una rapina nei confronti delle imprese. Le Camere di Commercio vivono di risorse proprie, non hanno nessun finanziamento pubblico e sono soldi delle imprese che devono rimanere nel territorio.